Di nuovo in diretta per tutti gli aggiornamenti di cronaca dal nord-est. Con me è rimasto Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Prima però, Martella, devo dare questi aggiornamenti. Arrivo subito e commentiamo altre notizie di giornata. Allora, sono ripartite questa mattina, siamo nella Padovano, le ricerche di Walter Figallo, l'anziano di 67 anni che si è allontanato dalla sua casa di Cadoneghe. Martedì mattina i vigili del fuoco con i volontari della protezione civile stanno operando lungo le rive del Brenta. Il campo base per coordinare le ricerche è stato allestito nel parcheggio della vecchia chiesa di Cadoneghe. Il 67enne potrebbe essere confuso, hanno spiegato i familiari, che stanno vivendo ore di grandissima apprensione e lanciano un appello a chiunque possa avere notizie di lui. Andiamo nella Veneto orientale, a San Donà di Piave. La vicenda è quella della casa di riposo degli orrori, ve lo abbiamo raccontato tante volte in queste settimane, e ci sono le parole del sindaco Andrea Cereser: con la vicinanza e il rispetto dovuti a chi è stato vittima di violenza nella RSA cittadina, confermo la mia opinione sulla sostanziale inutilità del consiglio straordinario di ieri sera, voluto principalmente come palcoscenico per mettersi in mostra lucrando sulla sofferenza altrui e non come luogo per approfondire quanto è accaduto. Come era d'altronde prevedibile, visto che le indagini sono ancora in corso e molte cose non possono essere dette. Queste per l'appunto le parole di Cereser dopo il consiglio comunale straordinario convocato ieri sera per affrontare il caso delle violenze subite dagli anziani nella struttura richiesto dalle opposizioni. Prova ne è il fatto che ULSS e Regione, dice sempre il sindaco, enti deputati alla vigilanza e al controllo della RSA, in maniera opportuna non erano presenti, pur se invitate. Mi auguro che saranno chiarite presto dagli inquirenti tutte le responsabilità. Martella, è una vicenda surreale questa, molto inquietante. Una vicenda che fa venire i brividi, che ci riempie di dolore, perché pensare che delle persone anziane siano state trattate in quel modo o abbiano subito violenze e soprusi è qualcosa di gravissimo. Penso che abbia ragione il sindaco di San Donà, non vanno strumentalizzate per battaglie politiche, drammi come questi. Invece bisogna riflettere per capire che cosa è accaduto e perché ciò che è accaduto non avvenga più. Lo voglio dire molto semplicemente: non penso che il problema si risolva con le telecamere, il problema si risolve con una maggiore formazione del personale, una maggiore capacità di avere personale sempre aggiornato e formato, e lo si risolve con una maggiore attenzione a tutte quelle che sono le cure che vengono date ai nostri anziani. E qui vorrei dire un'altra cosa che ho detto fin dall'inizio: c'è un problema anche di politiche che riguarda la non autosufficienza, che riguarda il fatto di considerare la vecchiaia come una fase della vita e non come un peso. E quindi noi dovremo mettere risorse, a cominciare anche da quelle del PNRR, che non sono state messe, per fare in modo che queste politiche sanitarie e di assistenza possano essere sviluppate e non accadano più situazioni di questo genere. Poi i controlli è giusto che ci siano, ma ripeto, c'è la necessità di avere più personale maggiormente qualificato e quindi maggiormente formato. Quindi le telecamere, se ne era parlato tanto, la proposta era stata rilanciata dallo stesso Presidente Zaia, sono soltanto, lei dice, un placebo, un tampone. Serve un'operazione più ampia, risorse, personale. Ma non c'è dubbio, ma non lo dico solamente io, tutti quelli che hanno commentato questa situazione hanno detto che il problema non si risolve con le telecamere, sarebbe perfino troppo costoso e non affronta in maniera strutturale quella che è l'origine del problema. Poi possono servire anche le telecamere, possono essere fatti anche i controlli, ma quello che è più giusto fare e più necessario fare è una politica complessiva che diciamo innanzitutto doti queste strutture di personale qualificato e dall'altro chi ha il compito, cioè le istituzioni, quelle regionali e quelle nazionali, attraverso una politica di cura, di assistenza delle persone anziane che non riguarda poi solamente le case di riposo.
Lei prima ha pronunciato la parola magica, PNRR, fra poco ci ritorneremo perché anche questo è un tema caldissimo, però la cronaca adesso ci porta a Vicenza, a Montecchio Maggiore, dove un'auto si è rovesciata questa mattina in seguito a un incidente, ferita una donna. Danneggia la fiancata di un'auto in sosta con un oggetto appuntito, ma viene incastrato dalle telecamere installate nella vettura. È successo a Monteberico quando i carabinieri di Vicenza sono intervenuti su richiesta di un cittadino che aveva appena constatato un grosso danno alla carrozzeria della sua auto. Un lungo solco sulla fiancata fatto con un oggetto appuntito. I sospetti sono caduti su uno straniero conosciuto dalle forze dell'ordine, senza fissa dimora, dedito all'accattonaggio. L'uomo, 27enne, irregolare in Italia e con precedenti, ha tentato di sviare le ricerche accusando un ignoto, ma ad inchiodarlo sono state le telecamere in dotazione alla vettura visionate dai carabinieri. L'uomo è stato denunciato per danneggiamento. Ovviamente questa è un'altra storia, riguarda quest'uomo che ha rigato un'auto e che è stato scovato in questa maniera. Rimaniamo nel Vicentino, vi dicevo di questo incidente avvenuto questa mattina a Montecchio Maggiore, dove è rimasta ferita una donna. Montecchio Maggiore. Sono le 8 del mattino quando in via Lovara un'auto finisce rovesciata dopo essersi schiantata contro un platano. Ferita la conducente. Sul posto accorrono i vigili del fuoco da Arzignano che mettono in sicurezza l'auto ed estraggono la donna alla guida, rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo, che viene presa in cura dal personale del SUEM per essere trasferita in ospedale. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Ed è di una donna ferita il bilancio dello scontro tra un furgone e un'auto finita contro la ringhiera di un'abitazione avvenuto lungo la strada provinciale Valsugana. L'incidente nella frazione di Facca nel comune di Cittadella, siamo nel Padovano. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l'auto ed estratto la conducente rimasta incastrata. La donna è stata stabilizzata dal personale del SUEM e trasferita per accertamenti in pronto soccorso. Il leso, l'autista del furgone. Sulla dinamica dell'incidente sono al lavoro gli agenti della polizia locale. Vi do anche questo aggiornamento da Chioggia. I vigili del fuoco sono intervenuti in località Sant'Anna per un'auto finita sui binari ferroviari dopo la perdita di controllo della conducente che è rimasta illesa. La ragazza alla guida è finita con le gomme sull'erba, dove l'auto è scivolato ulteriormente abbattendo una centralina elettrica della linea, finendo con la parte anteriore del mezzo oltre il primo binario. Il traffico ferroviario della linea Venezia-Chioggia è stato subito bloccato. È successo quindi stamattina sul posto la Polfer e i tecnici della ferrovia per il ripristino della linea. Torniamo per un attimo nel Padovano per parlarvi di un finto docente. Laurea presso l'Università di Miami, diploma di tecnico ambientale, referente tecnico per la realizzazione di ecocentri comunali, qualifica di pubblico ufficiale in qualità di ispettore ambientale. Erano i titoli inseriti a curriculum in modo truffaldino dall'esperto con azienda specializzata nel trattamento di rifiuti pericolosi con sede nel Padovano, secondo un'indagine condotta dal nucleo investigativo dei Carabinieri Forestali di Venezia e della stazione di Mestre. A muovere l'attenzione dei militari un'inchiesta su reati ambientali in provincia di Venezia. Da qui i carabinieri forestali, coordinati dalla Procura di Padova, sono risaliti all'esperto che, millantando titoli che non erano accreditati e utilizzabili in Italia, conseguiva incarichi ufficiali dalla pubblica amministrazione, da comuni come quello di Asiago, ma anche dal Tribunale, e in questo modo era riuscito a ottenere diverse docenze tra il 2014 e il 2019 presso alcuni corsi di laurea dell'Università di Padova. L'uomo dovrà adesso rispondere dei reati di truffa aggravata ai danni dello Stato, di enti pubblici e di falsa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Così nel Padovano. Dicevamo, Martella, PNRR.
se ne parla in queste ore, in questi giorni, in maniera molto preoccupata, perché pare che ci siano questi ritardi, che si stiano accumulando, e pare anche che l'Europa stia cambiando un po' atteggiamento nei confronti dell'Italia. C'è tutta la polemica relativa agli stadi progettati con questi fondi a Venezia e a Firenze. Come la mettiamo? È un allarme concreto, reale? C'è da preoccuparsi? Guardi, è dovuto intervenire il Presidente della Repubblica dicendo tutti alla stanga sul PNRR per mettere in evidenza i ritardi e vorrei dire anche gli errori che sta facendo il governo. Noi stiamo per essere degli osservati speciali da parte dell'Unione Europea, perché non abbiamo centrato gli obiettivi e perché sono stati anche spostati diciamo, gli strumenti di governance dal Ministero dell'Economia e della Finanza alla Presidenza del Consiglio. Ha voluto centralizzare tutto su di sé la Meloni, questo ha cambiato una interlocuzione che c'era con l'Europa e sta determinando qualche problema. Ora, noi siamo abituati che questo governo fa un po' di confusione su tante cose. Annuncia dei provvedimenti, poi fa retromarcia, mi riferisco al super bonus, mi riferisco al contante, mi riferisco al decreto sul no rave, mi riferisco ai decreti sui carburanti. Capisco che ci sia confusione, capisco che una cosa sia fare campagna elettorale e un'altra cosa governare, ma attenzione che sul PNRR non si può sbagliare. Sarebbe un delitto, sarebbe veramente una colpa grave di cui questo governo si assumerebbe tutte le colpe, ma soprattutto nei confronti delle prossime generazioni, sprecando delle risorse che noi più di ogni altro paese abbiamo a disposizione e che adesso dobbiamo utilizzare al meglio. Si può intervenire, correggere, ma una cosa è certa, bisogna farlo per tempo e in maniera seria e gli obiettivi devono essere al passo con quello che prevede il PNRR. Dico innanzitutto sostenibilità ambientale, sanità, innovazione di carattere tecnologico e digitale, rigenerazione delle nostre città. Questo si deve fare e purtroppo il governo perde del tempo inutile. Parlando del ponte sullo stretto di Messina, annunciando provvedimenti che non so mai se verranno alla luce, come quello relativo alla delega fiscale, ma non si concentra su quello su cui dovrebbe concentrarsi, cioè come non perdere queste risorse, come fare in modo che siano una leva per il rilancio del nostro paese. Allora Martella, adesso la porto in casa del centro-destra, dove i toni nelle ultime 48-24 ore si sono fatti davvero forti. Tutto è partito da queste dichiarazioni che adesso sentirete di Roberto Marcato, leghista doc, che di fatto ha inveito contro gli alleati di Fratelli d'Italia. Sentite. Fratelli d'Italia vuole cambiare le carte adesso e dice vabbè, vogliamo adesso avere dei posti in più, vogliamo avere delle presidenze di commissione, vogliamo avere la vicepresidenza della regione, vogliamo cambiare perché è cambiato l'assetto politico. Io voglio militare in un partito che quando Fratelli d'Italia fa queste richieste la risposta è col cazzo! Col cazzo! Questa è la risposta. L'invettiva dal palco della festa del popolo veneto è presto diventato un caso, anche se non è la prima volta che Bulldog Roberto Marcato mostra fastidio nei confronti degli alleati. Autonomisti da un lato, patrioti dall'altro, l'affinità sembra solo elettorale, non elettiva, anche guardando al Consiglio regionale, dove nelle scorse ore si è avviato l'iter di legge con cui si doterà la regione di un inno del popolo veneto. Al voto contrario delle opposizioni si è aggiunta l'astensione di Fratelli d'Italia. Apriti cielo, ed è così che le parole pronunciate a Montorio Veronese da Marcato segnano un solco nel rapporto tra forze del centrodestra. All'orizzonte le regionali 2025, così lontane, così vicine. E se la mettono via, se ci sarà il terzo mandato lo farà ancora Zaia. Se non ci sarà il terzo mandato, se la mettono via tutti, Fratelli d'Italia, Forza Italia, PD, sarà ancora un candidato della Lega.
Punto. Dichiarazioni che sono deflagrate in giornata. Lo stesso coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, Luca De Carlo, si appella a Zaia. Al netto del linguaggio e dei modi decisamente volgari dell'assessore Marcato, Fratelli d'Italia non chiede poltrone, non chiede posti, non lo ha mai fatto. Fratelli d'Italia fa un ragionamento politico di condivisione e di coinvolgimento nelle scelte della regione. Starà poi al presidente Zaia capire o cercare di vedere quanto coinvolgimento vuole da parte del nostro partito, dei nostri consigli regionali, anche alla luce sì dei risultati che ci sono stati, ma anche alla luce del fatto che ci siamo sempre dimostrati leali e corretti e che vorremmo essere più coinvolti anche nelle scelte regionali. Tutto qua. A confermare la linea è anche il responsabile enti locali dei meloniani quando mancano meno di 2 mesi alle amministrative per 49 comuni del Veneto. Non è che ci si stracci le vesti, ecco, se non ci verrà riconosciuto qualcosa. Quando sarà ora probabilmente ce la prenderemo e poi dopo però i ragionamenti li faremo noi. Noi ce la mettiamo anche via, però attenti a porsi sempre in sta maniera qua. A me non è il mio modo di fare, poi anche insomma lo strumento che ha detto di adoperare Marcato magari lo adoperiamo per fare dell'altro. Tensioni quindi alle stelle e un avviso ai naviganti arriva proprio da Zaia. Nella giostra della politica, fa intendere, si sale e si scende. Abbiamo dei compagni di viaggio, se abbiamo a livello nazionale ma anche a livello locale. È pur vero che se ad ogni elezione dovessimo cambiare la compagine diventerebbe anche poco comprensibile per i cittadini. Parlo anche nell'interesse della nostra controparte politica, che poi dovrebbe giustificare il fatto che ad ogni elezione magari tu chiedi il riconoscimento, cosa che è accaduta anche per la mia parte politica quando crescevamo tanto, ma avevamo ovviamente le amministrazioni che avevano già deciso e abbiamo accompagnato fino alla fine. Toni soft ma decisi quelli di Zaia, che di fatto dice ragazzi, insomma, nessun sconvolgimento in giunta per il momento, ognuno resta al suo posto. Martella, lei un po' gode di questo oppure insomma penso che sono schermaglie preelettorali, perché comunque adesso in 49 comuni, soltanto in Veneto, si va al voto, quindi i partiti vanno alla conta o c'è qualcosa di più serio sotto? Ma io penso che la verità è che siamo entrati nel dopo Zaia e ci avviamo alle prossime elezioni regionali e che c'è un punto di tensione forte tra Fratelli d'Italia e la Lega, c'è a livello regionale, io lo intravedo anche a livello nazionale. Questo punto di tensione è legato alla primazia politica, a chi esercita un ruolo di primo piano. Quello che è più grave è che se guardiamo la nostra regione, l'improduttività, la mancanza di interventi concreti al di là di tante parole, ci si occupa dell'inno del Veneto, cosa non urgente, comunque c'è molto altro di cui occuparsi. E siamo entrati in una fase di improduttività della nostra regione e di tensione su tanti elementi. Io penso che il centrodestra abbia il fiato corto, lo abbia sull'autonomia, lo abbia sulla sanità, lo abbia sulla siccità, su tante questioni delle quali davvero ci si dovrebbe occupare. Quindi per quanto ci riguarda vedremo quello che faranno. Credo che sarebbe sbagliato pensare a terzi mandati, io l'ho detto pubblicamente in tempi non sospetti, che peraltro per Zaia sarebbe il 4º mandato, ci vorrebbe una legge, questa legge non c'è, ci vorrebbe una modifica dello statuto, credo che non si debba fare, ma soprattutto penso che 10 anni per le cariche esecutive, 15 nel caso di Zaia, siano più che sufficienti per dimostrare quello che è in grado di fare. Noi per conto nostro continueremo a fare le nostre proposte, la nostra posizione, cercando di farci trovare pronti alle prossime elezioni regionali con una coalizione, un programma, delle candidature e anche alle elezioni amministrative che abbiamo di fronte a noi nei 2 capiluogo più importanti, Vicenza e Treviso, e in altri importanti comuni di tutta la nostra regione. Quindi Martella, il dopo Zaia è iniziato anche per voi, è iniziato per tutti? Beh, è normale che sia iniziato per voi, ma io lo dico dal primo giorno del mio mandato come segretario regionale, ci siamo messi al lavoro in Veneto per
rafforzare il profilo politico e culturale del Partito Democratico, fare più opposizione in Consiglio regionale, lanciare le nostre proposte a livello sociale su tante questioni, come ho detto prima, la sanità, l'autonomia, il lavoro, la siccità. Nei prossimi giorni lanceremo una campagna, anzi 2 campagne su queste questioni, una sarà sulla sanità, come salvaguardare la sanità pubblica, come ridurre le liste d'attesa, e un'altra sulla siccità, dove c'è bisogno di aiutare la nostra agricoltura, dove si sta facendo veramente poco, sia a livello nazionale che a livello regionale. Allora, io la saluto, grazie Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Noi rimaniamo sui temi della politica e su queste frizioni, tensioni, chiamatele come volete, tra alleati, tra Lega e Fratelli d'Italia. Tensioni che stanno raggiungendo un apice a Bassano del Grappa, come ci racconta la nostra Monica Smiderle, che vedo pronta. Buongiorno Monica. Buongiorno a tutti, siamo a Bassano del Grappa. Oggi conferenza stampa del gruppo bassanese di Fratelli d'Italia per gettare le basi del gruppo in vista anche delle prossime elezioni amministrative dell'anno prossimo a Bassano del Grappa. Con me Nicola Giangregorio, che è il coordinatore del gruppo bassanese di Fratelli d'Italia, il vice sindaco di Bassano Andrea Zonta e il consigliere comunale di maggioranza Mauro Zen. Allora partiamo da lei, Nicola Giangregorio. Come detto, si gettano le basi di questo nuovo percorso bassanese di Fratelli d'Italia. Sì, oggi è una giornata importante per Fratelli d'Italia Bassano del Grappa, perché comunque al di là di quello che è il lavoro fatto sia a livello nazionale che a livello regionale, sul territorio ci stiamo radicando e la giornata odierna è appunto l'apice di questo tipo di lavoro che abbiamo fatto in questo periodo. Con l'ingresso di Andrea Zonta e Mauro Zen cominciamo a tessere quello che saranno anche i rapporti, che sono stati sempre rapporti di alleanza con il centrodestra, quindi con la Lega e Forza Italia, e questo passaggio, che è un passaggio condiviso con la Lega, è appunto il nostro punto di forza da cui partire per portare avanti quelle che sono le promesse che abbiamo dato ai cittadini quando ci hanno votato e ci hanno eletto al governo di questa città. Senta, parlando invece di quello che sta succedendo a livello regionale con Fratelli d'Italia, insomma, che sta alzando un po' il tiro e sgomita un pochino per ricavarsi uno spazio maggiore, e la Lega che proprio non ci sta. Ecco, a Bassano, visto che Mauro Zen esce dal gruppo consigliare della Lega per confluire in Fratelli d'Italia, sta succedendo un po' questo? No, non sta succedendo questo, perché come ho detto prima questo passaggio è stato un passaggio condiviso con la Lega. Quello che è stato comunque recepito e quello che è stato comunque il frutto di un ragionamento condiviso è rafforzare questa maggioranza, portare le nostre esperienze, il nostro contributo affinché questa maggioranza arrivi a fine mandato con chiaramente la risoluzione degli obiettivi che si sono dati all'inizio del mandato. E come ho detto già in altre occasioni, per noi tra di noi siamo come in una famiglia, ci si confronta, si litiga, però poi si esce con un'idea condivisa. I nostri invece avversari politici sono a sinistra e resteranno a sinistra. Andrea Zonta, vice sindaco, si parla di scelte condivise, ma insomma lei si è presentato agli elettori con la lista del sindaco Pavan, oggi sposa la causa di Fratelli d'Italia. Come cambieranno, se cambieranno, gli equilibri? No, gli equilibri all'interno dell'amministrazione non cambieranno assolutamente. Sgombriamo questo arcano mistero, perché io sono vice sindaco, sono stato nominato da Elena Pavan suo vice sindaco, e pertanto la mia sarà una lealtà fino alla fine del mio mandato e pertanto del mio incarico, più che altro, che è la fine del mandato. Io ho scelto oggi di far parte di Fratelli d'Italia, un percorso mio personale che in quest'area dura da tantissimi anni. Era corretto, l'ha detto prima il coordinatore, cercare di dare anche all'interno, se volete, dell'amministrazione
un segnale di unità, non certamente di divisione, un segnale di unità del centrodestra, che è composto in questo momento da Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia. Questo mio ingresso dà, se volete, un po' di spessore a questa volontà di cercare un percorso che porti alle elezioni 2024 questa compagine compatta e con argomentazioni che le possono permettere di vincere anche la prossima volta. Mauro Zen, stasera c'è Consiglio Comunale. Lei si siederà dove? Tra i leghisti, visto che esce dalla Lega per passare in Fratelli d'Italia. Che cosa succederà stasera in Consiglio Comunale? Visto che in Consiglio Comunale intanto non c'è il gruppo di Fratelli d'Italia, mi siederò al solito posto assieme ai miei amici della Lega. Non ci sarà nessun problema per questo. Io ho contatti quotidiani con l'assessore Viero, che è il segretario bassanese della Lega. Continueranno a esserci, non ci sarà nessun problema, sarà solo un rafforzare e a impegno dire: ti sei sfilato, noi cominciamo il nostro lavoro, lo cominceremo a livello dei 3 partiti che costituiscono la maggioranza, Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia, perché Fratelli d'Italia ha sempre fatto parte, anche nonostante non avesse il gruppo all'interno del Consiglio, ha sempre fatto parte di questa maggioranza. Chi è fuori in questo momento. Quando avremo finito il nostro tavolo di lavoro, unitamente, vuol dire tutti e 3 assieme, decideremo se aprire, come, cosa, con altre liste. Magari a volte nella politica ci vuole un po' di umiltà e qua vado anche diretto, insomma, cioè, non penso che 3 partiti come noi qualcuno ci debba dettare l'agenda o cosa dobbiamo fare. Bene, insomma, vedremo poi cosa succederà questa sera in Consiglio Comunale a Bassano. Per il momento è tutto, ringrazio gli ospiti e restituisco la linea allo studio. Grazie Monica Smiderle con Renzo Rigon da Bassano. Vedremo a questo punto se e quanto voleranno gli stracci questa sera in Consiglio Comunale a Bassano. Rimaniamo nel Vicentino, dalla politica alla cronaca. C'è la nostra Luisa Bertini che ci racconterà l'esasperazione di un... Eccola, buongiorno. L'esasperazione di un titolare di negozio di biciclette razziato nell'ultimo periodo più volte. Luisa, ci sei? Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo a Lonigo, all'interno del negozio del signor Luca Pozza, che è stato razziato. Quella che vedete alle mie spalle è una vetrina che è stata completamente distrutta. Adesso c'è un pannello in legno, tante le biciclette che le sono state rubate. Cos'è successo stanotte? Beh, praticamente verso le 4 di mattina ho sentito un forte colpo e subito dopo ha suonato l'allarme. E ho capito subito che stavano tentando un furto, anche perché la stessa cosa l'avevano fatta ancora a novembre. Però diciamo che a novembre non sono riusciti a portare via niente, perché sono sceso in campo io, il cane, e appena siamo visti sono fuggiti. Invece questa volta sono stati molto più veloci, probabilmente hanno organizzato meglio la cosa. E il tempo che sono sceso dalle scale e sono entrato in negozio, avevano già caricato una macchina e un furgone e erano fuggiti. Perché la dinamica è stata questa: loro sono arrivati con un furgone e hanno distrutto completamente la vetrina. Sì, facendo retromarcia col furgone, hanno buttato giù il vetro. Probabilmente erano più di 5-6 persone, hanno preso una bici a testa, caricato il furgone. Il tempo che sono entrato ho sentito le porte delle macchine chiudersi e sono partiti. Ho visto che c'era un furgone davanti, una macchina dietro, che poi sono riuscito a prendere il numero di targa. E una macchina che era stata rubata qua a San Bonifacio il giorno prima. E i danni e le bici rubate a quanto ammontano? Quante bici le hanno rubate? Allora, purtroppo ho portato via su 6-7 biciclette, però tutte di valore molto elevato, quindi il danno è molto consistente. Oltre al danno materiale, però purtroppo il valore delle bici era molto alto. Lei diceva si aggira sui 50.000 euro. Penso oltre 50.000 euro. Adesso stiamo facendo un po' tutti i conteggi, che devo fare denunce ai carabinieri, però penso che superiamo abbondantemente 50.000 euro.
Ecco, lei è un po' esasperato da questa situazione. Beh, diciamo che la situazione è tragica per il nostro settore, perché tutti i negozi sono visitati da questi ladri che penso che, a giudicare dalla dinamica, sono sempre gli stessi, perché qua in tutta la provincia di Vicenza o anche in zone qua vicine ho visto che il modo di operare è sempre lo stesso, praticamente con la macchina e un furgone sfondano le porte delle vetrine, entrano e in pochi secondi portano via quello che gli interessa. Il problema è che siamo indifesi su queste cose, perché purtroppo le forze dell'ordine non è che possono piantonare i negozi tutte le notti, bisogna trovare delle soluzioni, mettere delle serrande e blindarci dentro, perché non c'è altra possibilità a questo punto, per cui altri costi. Ecco, io ringrazio il signor Pozza e restituisco a voi linea studio. Grazie davvero Luisa Bertini con Luca Pozza. Insomma, avete sentito l'esasperazione di questo titolare di negozio di biciclette, l'ennesima razzia, e non è la prima. I furti di bici, come diceva Pozza, sono davvero frequenti e stanno mettendo in ginocchio un intero comparto. A proposito di storia, andiamo nel Padovano. C'è quella del 17enne che ha accusato di lesioni alcuni agenti di polizia. Ci sono degli aggiornamenti, ma ci racconta tutto la nostra Chiara Gaiani con Cristian Roque Alende. Buongiorno Chiara. Buongiorno ai telespettatori. Ci troviamo nello studio dell'avvocato Cristina Bissacco, che è il difensore della famiglia del 17enne. Brevemente i fatti: poco prima di Natale un controllo di polizia, mancavano pochi minuti alla mezzanotte della sera, il ragazzo stava facendo ritorno a casa, viene poi riaccompagnato a casa il ragazzo. I genitori sono addirittura convinti che abbia subito un incidente stradale. Avvocato, mi corregga se sto dicendo delle cose errate. Con noi appunto Cristina Bissacco, che tutela la famiglia. All'inizio la Procura di Padova chiede l'archiviazione delle indagini su questo controllo di polizia che, secondo la famiglia del 17enne, presenta più di qualche punto oscuro. La notizia è che la richiesta di archiviazione è stata revocata, e questo ovviamente consentirà di fare luce su questa vicenda che, secondo la famiglia del 17enne, ha vari punti oscuri, e questa è una cosa che per voi è importante. Era questo che vi ha mosso a fare la denuncia a querela, avvocato? Sì, esatto. Innanzitutto saluto i telespettatori. E sì, la famiglia ovviamente aveva ravvisato diverse, diciamo così, stranezze su quanto accaduto quella sera, senza considerare il fatto appunto che il ragazzo in realtà non voleva assolutamente sottrarsi al controllo di polizia. E il ragazzo ha riferito che gli agenti appunto non si erano qualificati, quindi si era spaventato, li aveva scambiati per degli aggressori, e da lì poi è nato, diciamo così, l'intero problema. E come diceva lei appunto, inizialmente c'era stata una richiesta di archiviazione, abbiamo anche conferito con il pubblico ministero, il quale ci ha detto che invece ha deciso di revocare questa richiesta di archiviazione, probabilmente dovuta, diciamo, ad un errore burocratico. E adesso siamo fiduciosi nelle indagini, nel fatto che verranno svolte delle indagini, quindi speriamo veramente di far chiarezza. Ecco, tra l'altro ricordiamo che per questa vicenda il 17enne è stato interrogato dal Tribunale dei Minori, perché deve rispondere di una denuncia penale. Sì, esatto, è stato denunciato di fatto dai poliziotti per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Abbiamo avuto l'interrogatorio il 27 di febbraio, abbiamo spiegato tutto e abbiamo anche depositato come memoria difensiva la querela che avevamo depositato precedentemente, cioè una settimana prima, davanti al Tribunale ordinario. Ecco, una vicenda che ha richiesto comunque che il ragazzo e la famiglia del ragazzo che lo sta sostenendo potesse rifletterci, potesse pensarci. Nel frattempo voi non siete stati fermi in questi circa 2 mesi che sono passati, avvocato, avete cercato di cristallizzare tutto. Certo. Beh, innanzitutto i fatti, come diceva lei, dottoressa, sono avvenuti il 16 di dicembre, quindi poco prima della pausa, insomma, delle festività natalizie. Il ragazzo era molto provato, quindi abbiamo proprio deciso di comune accordo con la famiglia di lasciarlo stare durante le vacanze di Natale, ma nel frattempo di cristallizzare tutto. Abbiamo chiesto ovviamente un racconto al ragazzo,
Poi i genitori hanno voluto anche loro darmi la loro versione, quindi altri 2 racconti da parte dei genitori. Abbiamo cercato di recuperare tutto il materiale che ci potesse essere utile per dimostrare, almeno nel minimo delle nostre disponibilità, cosa fosse accaduto quella sera, e questo ovviamente ha richiesto tempo. Poi è stata una querela oltretutto meditata, perché inizialmente il ragazzo era molto provato e non se la sentiva proprio neanche di agire, e di conseguenza i tempi si sono, diciamo, un po' protratti da questo punto di vista. Quando il ragazzo si è sentito meglio, abbiamo subito depositato la querela. Ecco, di questa vicenda si sta interessando anche l'associazione Stefano Cucchi attraverso la senatrice Ilaria Cucchi. Sì. Ci sono stati proprio dei contatti diretti? Sì, sabato scorso la famiglia ha incontrato la senatrice a Ferrara e ovviamente si sono confrontati, hanno raccontato la loro storia. So che la senatrice, insomma, ha preso molto a cuore il caso e gli ha assicurati sul fatto che li seguirà. Io stessa sono stata contattata ieri dalla senatrice e così, insomma, ci siamo sentite telefonicamente. Questa vicenda potrebbe finire in Parlamento, avvocato? Guardi, questo adesso io non glielo so dire, vediamo un po' cosa deciderà di fare la senatrice, ecco. Ovviamente c'è fiducia nella giustizia che le indagini che sono state nel frattempo affidate ai carabinieri possono portare alla verità sostanziale dei fatti. Certo, è questo lo scopo, cioè, la fiducia c'è sempre nella magistratura, nel suo operato. È importante però che le indagini vengano fatte, è importante che si cerchi di capire qual è la verità di quello che è successo. Ecco, allora ringraziamo Cristina Bissacco e da Padova restituisco la linea. Grazie, è davvero Chiara Gaiani con Cristian Roque Alende da Padova. Rimaniamo nel Padovano per una vicenda che ha fatto discutere. Negarono la somministrazione della chemioterapia alla figlia 17enne che morì così di leucemia, confermata la condanna per omicidio colposo ai genitori di Eleonora Bottaro. La Cassazione ha confermato la condanna a 2 anni di carcere per i genitori di Eleonora Bottaro, la studentessa di Bagnoli di Sopra, morta di leucemia nel 2016, pochi giorni dopo aver compiuto 18 anni. La ragazza aveva rifiutato di sottoporsi alla chemioterapia che avrebbe potuto salvarla, una scelta presa quando era minorenne e quindi sotto la tutela dei genitori. Lino Bottaro e la moglie Rita Benini sono seguaci del metodo Hammer, il medico tedesco che venne radiato per la sua medicina alternativa che rifiutava l'uso dei farmaci per la cura dei tumori, che secondo il suo pensiero erano provocati da traumi o conflitti psichici non risolti. Per i giudici, i genitori hanno manipolato la volontà della figlia, impedendo la somministrazione dei farmaci chemioterapici, per questo l'accusa di omicidio colposo. Il calvario di Eleonora Bottaro è iniziato a fine 2015 all'ospedale di Schiavonia, la conferma della diagnosi di leucemia, da qui il trasferimento al reparto di oncoematologia pediatrica di Padova. La ragazza è minorenne e i genitori negano così il consenso alla chemioterapia. Secondo i medici il trattamento avrebbe avuto l'85% di possibilità di salvarla. Il comitato etico dell'azienda ospedaliera informa il tribunale, ma i genitori trasferiscono Eleonora in un ospedale svizzero per curarla con la medicina alternativa a base di vitamina C, prima che il tribunale riesca a sospendere la potestà genitoriale. Quando la giovane torna in Italia nell'agosto del 2016 ha appena compiuto 18 anni. Morirà poco dopo. Da qui il processo ai genitori per omicidio colposo. La conferma della Cassazione della condanna metterà la parola fine a questa dolorosa vicenda. Questa l'home page dell'Arena.it, la notizia è stata confermata anche dall'ANSA, coltella la moglie, la lascia in fin di vita e fugge fra i campi a dare l'allarme, la figlia e caccia l'uomo nel Veronese, la donna è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Verona, il fatto è accaduto per l'appunto questa mattina a Palù. L'aggressione, secondo quanto si apprende, è avvenuta in seguito a una lite, poi degenerata tra i 2 coniugi nella loro abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno esteso le ricerche in tutta la zona, per ora senza esito. Quindi è caccia all'uomo nel Veronese, quest'uomo che ha accoltellato la moglie che si trova in gravi condizioni all'ospedale di Verona. Allora, vi abbiamo raccontato questa giornata a Nord-Est, abbiamo iniziato dalle parole e dalle dichiarazioni del ministro Piantedosi a Venezia con Zaia, ha parlato di sicurezza, nuove risorse per le forze dell'ordine in Veneto, ha lanciato il
nuovo numero unico per l'emergenza. C'è stato poi un focus anche sulla questione dei migranti, tutti argomenti che metteremo in fila questa sera a partire dalle 18:30 nell'edizione regionale dei nostri telegiornali, 19 Venezia, 19:30 Treviso con Belluno. Dopo di me ci sarà la collega Alice Montagnier per il consueto approfondimento sui temi della finanza. Oggi si parlerà di mercato, green ed energia, agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima o seconda casa, efficientamento energetico degli immobili, investimenti sostenibili. Alice lo farà con Mauro Schileo, consulente patrimoniale, e Omar Grigolo, agente immobiliare. Adesso il meteo, ringrazio dalla regia Simone Merlo e Alberto Pivetta. A fra poco con Alice Montagnier. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna. Bentrovati al meteo. Pressione più debole sul nostro territorio, il tempo si mantiene buono giovedì 30 marzo, nei giorni successivi invece maggiore variabilità. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto inizialmente avremo un ampio soleggiamento, con il passare delle ore alternanza di nuvole e rasserenamenti con più nubi e non si escludono in serata deboli precipitazioni sui monti fin verso le pianure limitrofe. Temperature in aumento, minime tra 6 e 9 gradi, massime tra 14 e 18 all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove avremo un cielo sereno con progressivo aumento della nuvolosità, anche in questo caso durante la giornata. Dalla sera piogge sparse, soffierà vento da sud, anche moderato sulla costa. Temperature minime tra 7 e 10 gradi, massime sui 13-15 gradi. Infine diamo uno sguardo al Trentino Alto Adige, dove non mancherà il sole, qualche addensamento verso sera con locali rovesci. Temperature minime intorno ai 9 gradi, massime sui 19-21 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Tremonti, attrezzature e materiale per saldatura professionale a Montebelluna.